E parliamo della rassegna Cinema in città al Teatro Don Bosco di Rovigo. Un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, dal gruppo Facebook e blog di Adria Polesine Eventi Delta del Po Veneto, e poi c'è anche il Facebook. Comunque sfruttateci pure, specialmente il gruppo, per condividere le vostre locandine, le vostre manifestazioni, i vostri eventi. Siamo qua che vi aspettiamo. Allora, come detto in partenza, parliamo della rassegna Cinema in città che si terrà per 7 giovedì tra ottobre e novembre al Teatro Don Bosco di Rovigo. Praticamente sono 7 film che riguardano, diciamo, i primi 4, quelli di ottobre, cinema e sport, e poi ci sarà un cineforum in novembre. Vi do qualche titolo. Prima di iniziare a dare i titoli vi dico che vi lascio sul post del video il link per vedere con voi, con i vostri occhi, l'evento, la locandina, insomma, e saperne un po' di più di questa rassegna Cinema in città al Teatro Don Bosco di Rovigo. Allora, partiamo con giovedì 10 ottobre con Toro Scatenato, poi giovedì 17 ottobre Race, il colore della vittoria, il 24 ottobre Io sono un campione, e poi Il colosso di argilla il 31 ottobre, per finire il mese di ottobre con i 4 film, e poi ci sono i 3 di novembre. Comunque col Cineforum c'è da ricordare che durante tutta la manifestazione di questi 12 film, sono 12 film, denominata Cinema e Sport e Cineforum al Teatro Don Bosco. Il progetto è strutturato con la formula della presentazione, pre-proiezione e dibattito post-proiezione, accompagnato dal volume I film e le parole, contenente le schede di tutte le opere in rassegna, nonché il dizionario Le parole del cinema, che sarà distribuito in omaggio agli spettatori e a quanti lo richiederanno, fino ad esaurimento copie. Quindi ci sono 750 copie di Le parole del cinema, che verrà distribuito durante la rassegna, ok? E a chi ovviamente ne farà lavorare una copia basterà chiederla agli organizzatori. Quindi Cinema in città al Teatro Don Bosco di Rovigo. Vi lascio il link sul post di questo video per andare a vedere la locandina e l'evento. Grazie a tutti per l'ascolto da parte di Andrea Bolognese. Vi ricordo ancora una volta, se volete venire a curiosare oppure mettere le vostre locandine, i vostri eventi sul gruppo, i blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po, e poi c'è anche l'omonima pagina Facebook. Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao ciao.